Passiamo alla categoria juniores maschi. 4 le batterie previste. Nella quarta troviamo in corsia 3 Thomas Ferrari, alla 4 Andrea Carli, alla 5 Simone Gazzotti. E quindi ultima batteria in corso, Anna Marcotti alla 4 al primo tempo di iscrizione, Teresa Malipiero alla 5 al quarto, miglior tempo di iscrizione sempre per la composizione delle teste di serie, atleta delle Marche Malipiero per Sport Village Pesaro, classe 2004, quindi primo anno junior per lei. L'anno scorso era categoria ragazze e ha messo tutte alle sue spalle allo Stadio del Nuoto di Roma, vincendo il titolo di categoria nella gara degli 800 stile libero. Malipiero, che aveva vinto anche nella stagione precedente medaglia in vasca corta, sempre negli 800, quindi specialista proprio di quella che è la gara più lunga in piscina al femminile, in campo naturalmente giovanile. Quindi là davanti sempre la Marcotti con la Franchin seconda e proprio Teresa Malipiero veleggia in terza posizione quando le atlete si apprestano a toccare la parete per la volta numero 6. Siamo ai 150, ancora Marcotti e Franchin a condurre, Malipiero subito dietro per acciuffare un posto nella finale del pomeriggio. Davvero sono tutte lì dalla sesta all'ottava posizione in bilico in attesa dei responsi ufficiali. Prova ad incrementare la Franchin, Marcotti che resiste e la Malipiero subito lì dietro. Andiamo a vedere i tempi e le posizioni provvisorie. Anna Marcotti là davanti 2.6.04, Laura Franchin 2.6.22 seconda e Teresa Malipiero quinta, quindi tutte e tre dentro 2.7.83. A breve tutte le finaliste.